Altre zone rosse in provincia, Favara e Canicattì, ma l'intera Sicilia rischia il lockdown da lunedì. La procura di Agrigento apre inchiesta su presunti furbetti del vaccino. Guai per un agrigentino ed un empedoclino, si sono fatti spedire droga dalla Spagna. Continua il giallo dei panetti di hashish sulle spiagge siciliane, ultimo ritrovamento a Triscina. Riparte la raccolta a Favara dopo 2 settimane di stop. Cassazione, la discarica di Siculiana non andava sequestrata. Nuovo crollo alla Scala dei Turchi, la denuncia di Mare Amico, agito solo la procura, tra una settimana un'udienza civile dovrà stabilire la proprietà. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Impennata di casi e ricoveri per la Sicilia che rischia la zona rossa già da lunedì. Sono 117 comuni blindati nell'isola, vanno in lockdown anche Favara e Canicattì. L'unica speranza era riposta nel vaccino, ma AstraZeneca sembra non infondere più fiducia ed anche Johnson & Johnson inizia a non sembrare più la soluzione sperata. Eugenio Cairone. Favara e Canicattì sono finite in zona rossa, allungando la lista dei comuni siciliani dove l'aumento dei contagi ha costretto la regione al drastico provvedimento, anche se la richiesta è arrivata dai sindaci. L'ordinanza del presidente Musumeci entrerà in vigore domani 15 aprile e sarà valida fino al prossimo 28 aprile, mentre si discute di possibili aperture in tutto il paese. Ma è sempre il vaccino AstraZeneca a tenere banco con la gente che ha paura e il discorso diventa serio e non si può certo affrontare con la filosofia. Ci riferiamo a quanto affermato dal governatore Musumeci, secondo il quale non è etico tenere bloccate 100.000 dosi di AstraZeneca per mancanza di prenotazioni. Non sarà etico, ma allora bisogna spiegare cosa è etico. Ma sicuramente sarebbe meglio mettere da parte appunto la filosofia e dedicarsi di più alla concretezza per apparire credibili e infondere serenità ai cittadini che dovrebbero avere il diritto di scelta e non essere quasi sottoposti al ricatto da parte del governo di finire in coda in caso di rifiuto di un vaccino di cui ne hanno dette di cotte e di crude, cambiandone persino il nome. Altri casi sospetti intanto riguarderebbero il nuovo arrivato, cioè il Johnson & Johnson. Insomma, siamo proprio messi male. Ecco perché non serve la filosofia, ma serve seguire l'esempio di chi, come Israele, è entrato nella storia per efficienza e modo di tutelare la popolazione. Intanto una nota incoraggiante arriva dal sindaco di Agrigento, Franco Miccichè. Riguarda la diminuzione del numero dei contagi in città, che fa sperare nella riapertura delle attività commerciali, così come lo stesso Miccichè auspica. Ieri mi pare abbiamo avuto soltanto un nuovo positivo, mentre ci sono stati, se ricordo bene, 10 guariti o giù di lì. Il trend è leggermente a scendere. Quindi questo sta a dimostrare che la pandemia, almeno qui all'interno della nostra città, si va contenendo. Spero che questo sia anche frutto di una maggiore responsabilità degli stessi cittadini. Si sta capendo finalmente l'importanza e la gravità della pandemia. Speriamo bene, speriamo anche perché tengo tantissimo al settore commerciale che sta soffrendo questa crisi economica e speriamo al più presto di uscirne fuori. Presunti furbetti del vaccino, siero somministrato ad amici. La procura di Agrigento apre un'inchiesta. C'è il servizio. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta in merito a presunti abusi legati alla somministrazione dei vaccini anti-Covid-19. L'attività di indagine da parte dell'ufficio diretto da Luigi Patronaggio è stata delegata alla Questura, che ha convocato i presunti furbetti in qualità per il momento di persone informate sui fatti, per chiedere loro spiegazioni in merito alla somministrazione del vaccino. In procura sarebbero arrivate delle segnalazioni di casi di persone che non rientrano nelle categorie per cui è prevista in questa fase la somministrazione del siero, che invece sarebbe stato ugualmente somministrato. Pare che la maggior parte di queste persone sarebbero legate
legate da rapporti di parentela con operatori sanitari. Le indagini su cui vige al momento il più stretto riservo sono alle battute iniziali. Pare che i presunti abusi sarebbero stati giustificati sul piano formale da alcune direttive non sempre precise e in alcuni casi contraddittorie. L'ordinanza del 15 marzo 2021, firmata dal commissario Figliuolo, stabilisce che le dosi residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate, evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento. Pare però che ad Agrigento non si possa parlare dei cosiddetti panchinari, ma di un gruppo di persone, circa 16, legate da rapporti di parentela, che si siano vaccinate al Palacongressi alle 15 del pomeriggio e non a fine giornata. Dalla Spagna con il Corriere arriva il vaccino Covid, sequestrati invece panetti di hashish, arrestati 2 giovani, uno di Agrigento, l'altro di Porto Empedocle. I dettagli sono stati resi noti in conferenza stampa. I carabinieri hanno anche raccontato di un episodio di violenza. Un uomo di Racalmuto aggredisce l'ex moglie ed il cognato. Il nostro direttore Arturo Cantella. Incontro con la stampa stamani da parte dei carabinieri di Agrigento, del capitano La Rovere e del comandante della sezione volanti Giordano per illustrare il contenuto di diversi interventi effettuati in città e nei comuni di Porto Empedocle e Racalmuto, dove particolarmente c'è stato un arresto, un individuo ha aggredito in strada a colpi di spranga la ex moglie. Le pattuglie inviate dalla centrale operativa a seguito della segnalazione ai carabinieri di Canicattì sono giunte immediatamente sul posto, soccorrendo le vittime, il fratello e la sorella aggredite dall'ex marito di lei. I militari della stazione di Racalmuto in pochi minuti individuavano il pregiudicato dalle iniziali VL del 78, fermato mentre era ancora in possesso del piede di porco usato per malmenare la ex moglie con la quale vive una separazione conflittuale. Sarebbe stato proprio un litigio a scatenare gli animi di VL, che a un certo punto si sarebbe servito della spranga che aveva in auto per avere la meglio sull'ex moglie e sull'ex cognato che lo avevano affrontati. I malcapitati quindi venivano trasportati in ambulanza presso l'ospedale di Agrigento, dove i sanitari ne accertavano le gravi condizioni. Il peggio infatti era toccato alla donna, le cui ferite lacero contuse sul volto e presentava anche i segni di un morso. Necessitava un successivo trasferimento fino al Policlinico di Palermo per un intervento chirurgico sulla ricostruzione maxillofacciale. Il fratello della vittima, invece, riscontrato affetto da trauma cranico, se la cavava con numerosi punti di sutura al capo e una prognosi di 15 giorni. VL, dichiarato in arresto, veniva condotto in carcere e compariva davanti al tribunale di Agrigento, che ne convalidava l'arresto e applicava all'indagato la misura cautelare del divieto di avvicinamento e di comunicazione con la persona offesa. Altro simile episodio è avvenuto a Santa Elisabetta qualche giorno fa. Anche in quell'occasione i carabinieri della compagnia di Canicattì erano intervenuti in soccorso di una donna minacciata di morte dal convivente violento e maltrattante. Anche in quell'occasione era stato tratto in arresto dai militari. Altra operazione riguarda 2 arresti eseguiti per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I 2 ragazzi ricevevano la droga ad Agrigento e a Porto Empedocle tramite pacchi postali che provenivano dalla Spagna. Nei pacchi contenenti pacchetti di hashish di circa 100 grammi era anche indicata, come si vede dalle immagini, la scritta vaccino anti-Covid. Confermo 2 arresti del nucleo operativo e radiomobile nelle giornate appena trascorse. Un primo arresto effettuato ad Agrigento su segnalazione dei cittadini che hanno notato un ragazzo che senza apparente motivo attendeva nei pressi della stazione bassa di Agrigento. I treni passavano ma il ragazzo non saliva su nessun convoglio e quindi la situazione ci ha fatto insospettire e abbiamo deciso di approfondire. Nell'osservare il comportamento del ragazzo abbiamo notato che a un certo punto si è diretto e ha preso un pacco, scartandolo conteneva sostanza stupefacente e come in una partita di football ha cercato di correre appunto e sfuggire alla cattura dei carabinieri che però l'hanno prontamente placcato e quindi trovato in possesso di 45 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish e altri 5 grammi poi ritrovati a casa.
Per quanto riguarda Porto Empedocle invece sempre droga proveniente dall'estero ordinata su internet e ricevuta a casa con un corriere. Il ragazzo in questione appunto ha ritirato il pacco e sull'uscio del portone di casa si è visto bloccare dai carabinieri, i quali appunto abbiamo ritrovato un panetto intero da 100 grammi di hashish, e la particolarità è che sul panetto vi era impressa la scritta vaccino Covid, e quindi in un momento di difficoltà e di pandemia appunto mondiale come quello che stiamo vivendo da più di un anno, ci è sembrato addirittura una presa in giro. È il 10° arresto con queste modalità, il controllo del territorio da parte del nucleo operativo radiomobile e della compagnia appunto dei Carabinieri di Agrigento continua senza sosta. Ancora droga sulle spiagge siciliane. Su segnalazione di un cittadino, i carabinieri hanno trovato a Triscina un involucro in cellophane parzialmente deteriorato contenente 5 panetti di hashish per un peso complessivo pari a 750 grammi circa. I dettagli nel servizio. Ormai lo scenario lo conosciamo pressappoco tutti, un topo sconsolidato e che già da mesi colora di azzurro le nostre cronache, e non di certo per felici nascite, piuttosto per infelici depositi di droga sulle spiagge. Ecco perché l'azzurro. Nuovo e consistente rinvenimento di droga in Castelvetrano. I carabinieri della sezione radiomobile, su segnalazione di un cittadino, hanno infatti rinvenuto sulla spiaggia di Triscina un involucro in cellophane parzialmente deteriorato contenente questa volta 5 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo pari a 750 grammi circa. Tutti i panetti sono provvisti di etichetta cartacea riportante la scritta top e l'immagine di una foglia di marijuana, ed imballati nello stesso modo di quelli contenuti nei più consistenti pacchi di droga spiaggiati rinvenuti nel recente passato. Il carico, venduto al dettaglio, avrebbe fruttato circa 6.000 euro. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro a carico di ignoti e debitamente custodito in attesa di essere versato presso il competente ufficio corpi di reato. Ma la storia è lunga, lo vogliamo ricordare, dall'inizio del 2021. Questo è il 5° ritrovamento di droga avvenuto con le medesime modalità nella sola provincia di Trapani. Si annoverano i pacchi ritrovati dai carabinieri del comando provinciale nel mese di gennaio a Pizzolungo e sulla spiaggia nei pressi dell'aeroporto di Birgi, oltre a quelli trovati nella frazione di Tre Fontane nel mese di febbraio e nel mese di marzo a Petrosino, per un totale di circa 115 kg di sostanza stupefacente, sempre del tipo hashish. Sul giallo dei pacchi imbottiti di droga da gennaio di quest'anno sono in corso inchieste da parte di ben 5 procure siciliane: Agrigento, Trapani, Termini Imerese, Patti e Messina. I magistrati indagarono in questi mesi anche sul ritrovamento dei cadaveri di 4 uomini con alcuni tatuaggi che indossavano tute da sub. 2 sono stati identificati, si tratta di pescatori tunisini cui familiari hanno escluso qualunque coinvolgimento nel traffico di droga, lanciando più volte appelli per la restituzione delle salme. In questo caso, che dire, il motto "non c'è 2 senza 3" è ampiamente superato. Che non ci si dovrà aspettare la 6ª segnalazione? Beh, di questo staremo a vedere. Un ciclista di appena 13 anni è stato investito da una Peugeot 308 guidata da un poliziotto all'altezza della prima galleria di Palma di Montechiaro sulla strada statale 115. L'impatto è stato violento, il ragazzo è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Il quadro clinico è apparso subito grave, tant'è che il ferito è stato caricato su un elisoccorso del 118 e trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Dei rilievi della ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale si stanno occupando i carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro, coordinati dal capitano Francesco Lucarelli, che guida la compagnia di Licata. La Peugeot, guidata da un poliziotto in servizio alla questura di Agrigento, pare che si sia trovata all'improvviso davanti un gruppetto di ciclisti, 4 per la precisione. Uno di loro, il 13enne di Palma di Montechiaro, è stato investito. Subito il poliziotto ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e di un'ambulanza.
Lungo la strada statale 115 sono arrivati gli agenti della stradale e i militari dell'Arma. Sono stati facilitati immediatamente i soccorsi dell'adolescente che con l'elisoccorso è stato appunto trasferito all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Gli altri 3 ragazzi sono rimasti illesi. Il 13enne, stando a quanto emerge in questi momenti, non è in pericolo di vita, ma ha gravissime ferite ad una gamba. I medici dell'ospedale di Caltanissetta faranno il possibile per salvare l'arto. Accordo di responsabilità raggiunto, riprende la raccolta dei rifiuti a Favara. Dopo 15 giorni di stop, gli operatori ecologici che reclamano il pagamento di diverse mensilità hanno deciso di tornare al lavoro in attesa che arrivino verosimilmente a fine mese i soldi promessi dalla Regione. Arturo Cantella. La vicenda dei rifiuti a Favara relativamente all'estensione degli operatori ecologici sta assumendo delle proporzioni enormi, tanto che la prefettura di Agrigento ieri, nella persona del viceprefetto vicario Giovanna Termine, ha presieduto un incontro in videoconferenza avente come oggetto le problematiche appunto della mancata raccolta di rifiuti solidi urbani, in relazione all'estensione del lavoro degli operatori ecologici che hanno incrociato le braccia da circa 2 settimane a causa del mancato pagamento di ben 4 mensilità di stipendio. Alla riunione erano partecipi il sindaco e il vice sindaco con delega all'ecologia del comune di Favara, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, i rappresentanti del raggruppamento di imprese con capogruppo la ditta Eseda, affidatario del servizio di raccolta di rifiuti a Favara. Nel corso dell'incontro è emersa innanzitutto la urgente necessità della ripresa del servizio di raccolta dei rifiuti, in considerazione della grave situazione sanitaria venutasi a creare a Favara per la grande quantità di rifiuti che ormai si trovano nelle vie cittadine, situazione aggravata dalle temperature in rialzo e dall'abbandono indiscriminato di ogni genere di rifiuto, anche ingombrante, da parte di alcune persone. Il viceprefetto vicario ha tenuto così a sottolineare che sul tema vi è l'attenzione costante della prefettura che sta monitorando la situazione stessa del comune di Favara da diversi giorni. Ha fatto presente che nella giornata di ieri si è tenuto anche un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel corso del quale è stato disposto l'innalzamento del livello di attenzione delle forze dell'ordine operante su quel territorio. La dottoressa Termini, nel ribadire la comprensione della prefettura per i lavoratori e le loro famiglie da mesi senza stipendio, ha tuttavia fatto presente alle sigle sindacali la necessità e la delicatezza del servizio svolto dagli stessi. Nel corso della riunione è emerso quindi l'ormai prossimo accreditamento dei fondi regionali che consentirebbero al comune di Favara di corrispondere alle ditte una parte della mensilità arretrata e di conseguenza anche una parte degli stipendi ai lavoratori. Dal canto loro i rappresentanti del raggruppamento di imprese hanno fatto presente di avere già anticipato ai lavoratori 2 mensilità arretrate rispetto alle somme vantate e di avere altresì corrisposto un acconto in vista delle festività pasquali, ma di non essere più nelle condizioni di versare ancora somme in assenza del pagamento delle spettanze da parte del comune stesso. Il segretario provinciale della CGIL e il rappresentante della CISL hanno manifestato apprezzamento per l'interesse della prefettura nella delicatissima avvertenza sociale e consapevoli dell'importanza di garantirne la ripresa del servizio pubblico interrotto, si sono impegnati a riunire i lavoratori per sondare le concrete possibilità di ripresa della raccolta stessa, chiedendo di avere garanzie dell'ente locale sui pagamenti. Pertanto il sindaco e il suo vice hanno così rassicurato le ditte e i lavoratori sul pagamento di 2 mensilità arretrate, non appena perverranno i fondi da parte della Regione siciliana, attesi entro la fine del mese. Nel corso della giornata, da parte delle organizzazioni sindacali, si è anche appreso che i lavoratori hanno ripreso a lavorare nella mattinata di oggi. La discarica di Siculiana non andava sequestrata, a stabilirlo è la Cassazione, che in accoglimento delle tesi difensive degli avvocati che rappresentano i fratelli Catanzaro e la società ha dichiarato inammissibile il ricorso che la Procura di Agrigento aveva presentato contro l'annullamento del sequestro disposto a settembre 2020 dal Tribunale del Riesame. I sigilli erano scattati a luglio a chiusura di una prima fase di indagini compiute sin dall'anno 2018 dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Palermo, dirette dalla stessa Procura, circa le irregolarità tecnico-amministrative dell'impianto e le conseguenti ricadute
ricadute delle stesse sul territorio in termini, sottolineavano fonti dell'ufficio inquirente, di contaminazione del suolo e delle acque, di pregiudizio per l'ambiente e per la salute pubblica. Tesi che sono state smentite dai difensori. Ogni aspetto amministrativo e procedurale è sempre stato in regola. La Scala dei Turchi si sbriciola ancora. A segnalare l'accaduto è stata l'associazione ambientalista Mariamico guidata da Claudio Lombardo, che afferma: ha agito solo la procura. C'è il servizio. Il prossimo 21 aprile ad Agrigento un'udienza civile dovrà stabilire la proprietà della Scala dei Turchi di Realmonte, una vicenda controversa che coinvolge uno dei siti ambientali più noti della Sicilia. E intanto, come neve al sole, una parte a ridosso della Scala dei Turchi lungo la costa di Realmonte, in provincia di Agrigento, crolla ancora. Lo denuncia l'associazione Mariamico. Una porzione della falesia di Marna è venuta nuovamente giù, precipitando sulla spiaggia, fortunatamente deserta, prosegue la nota, e osserva: mentre comune e un privato discutono nelle opportune sedi sulla titolarità del bene, solo la procura ha agito. Infatti già il 27 febbraio dello scorso anno prudentemente ne aveva opportunamente inibito la fruizione. Questa decisione del procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha attirato molte critiche, ma considerato quanto continua ad accadere periodicamente, tutelare la vita con decisioni impopolari è un atto coraggioso. Di fronte alle lungaggini burocratiche, giudiziarie e naturalmente quelle politiche, ad Agrigento paradossalmente spesso la procura prende decisioni drastiche a protezione della vita, afferma Mariamico. Come nel caso del ponte Morandi di Agrigento, chiuso dall'ANAS solo a seguito di un'indagine della procura, osserva, prima che potesse seguire il destino del suo gemello di Genova. Mentre nelle aule giudiziarie si discute sulla proprietà, la Scala dei Turchi risponde sgretolandosi. La Scala dei Turchi è un monumento naturale bellissimo ma fragile. Se lo si vuole riaprire alla pubblica fruizione è necessario prima metterlo in sicurezza. Bene ha fatto il procuratore capo della Repubblica di Agrigento, il dottor Luigi Patronaggio, a porlo sotto sequestro per impedirne la fruizione. Prevenire è meglio che curare. Palermo prosegue l'operazione Brevis, fermo per i proprietari del ristorante Carlo V, sono accusati di essere i prestanome del presunto boss reggente del mandamento Pagliarelli, Giuseppe Galvaruso. C'è il servizio. Di Brevis si intravede la fine, o quasi. Su delega della Procura Distrettuale Antimafia di Palermo, infatti, i carabinieri del comando provinciale hanno dato esecuzione a un'ordinanza del GIP che dispone la misura cautelare detentiva nei confronti di 2 indagati, nonché il sequestro di attività commerciali, beni e conti correnti nei confronti del presunto reggente del mandamento mafioso palermitano di Pagliarelli, Giuseppe Galvaruso, e di altri indagati ritenuti responsabili in concorso del delitto di trasferimento fraudolento di valori aggravato dal metodo e dalle modalità mafiose. L'odierna azione di contrasto al mandamento mafioso di Pagliarelli costituisce dunque la naturale prosecuzione dell'operazione Brevis eseguita la scorsa domenica di Pasqua, scaturita dall'indagine coordinata da un gruppo di sostituti diretti dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca, durante la quale tra gli altri è stato ristretto proprio il Galvaruso, in particolare gli imprenditori tratti in arresto, 2 fratelli, cui è riconducibile un noto ristorante del centro storico di Palermo, sono accusati di aver svolto le funzioni di prestanome di Giuseppe Galvaruso, socio occulto della rinomata attività commerciale, intestando fittiziamente a sé e ad altri parenti beni di lusso, tra cui una Porsche Cayenne. Giuseppe Galvaruso, inoltre, mostrando ancora una volta le sue abilità imprenditoriali e notevoli capacità relazionali, progettava insieme ai 2 arrestati di costruire un impero commerciale che potesse garantire nel futuro ingenti entrate formalmente lecite. Tu vedi quale persone, te lo giuro. Infatti quello che vogliamo fare insieme a te, casomai pure, sì, è creare veramente un impero e poi consolidarlo e poi campare di rento. Ci sono tutte le prerogative. Nel corso dell'operazione è stata sequestrata anche la ditta ed il professional, azienda edile, secondo l'ordinanza del GIP fittiziamente intestata ai 2 indagati, fra cui Giovanni Caruso, anche il ristretto nel corso della precedente tranche dell'operazione, verso cui Giuseppe Galvaruso aveva fatto convergere numerose commesse per la ristrutturazione di appartamenti e palazzi
palazzi del capoluogo siciliano. Sequestrati infine conti correnti riconducibili sempre ai 2 imprenditori raggiunti dalla misura custodiale, attraverso i quali in più occasioni Calvaruso era riuscito a ricevere somme di denaro per far fronte alle spese legate alla prenotazione di viaggi, alberghi e cene. I beni sequestrati ammontano a circa 2.500.000 euro. Ma scendiamo più nel dettaglio. Le manette stamane scattano per i fratelli Giuseppe e Benedetto Amato ed ora un passo all'indietro. Asservimento totale, così venne definito già una settimana fa dalla procura il rapporto tra Giuseppe Amato, la cui famiglia gestisce per l'appunto il noto ristorante di Piazza Bologni, e il reggente del clan Pagliarelli Giuseppe Calvaruso, ufficialmente geometra, fermato proprio a Punta Raisi appena rientrato dal Brasile. Un rapporto che emerge dalle intercettazioni, in cui spuntano anche un pranzo di Ferragosto gratis nel locale, sempre di Amato, del boss Settimo Mineo e della compagna, ma pure contatti con una escort venuta dal nord, nonché il disprezzo di Calvaruso per la cocaina. Un vero boss, diceva infatti Calvaruso, non le fa queste cose, non tira. Secondo il procuratore aggiunto Salvatore De Luca, i sostituti Federica Lacchioma e Dario Scaletta, che stanno ancora coordinando l'inchiesta, i rapporti tra Calvaruso e Amato sarebbero risalenti nel tempo. Gli inquirenti avevano già documentato con Cupola 2.0 contatti assidui ed ininterrotti sia a Palermo che a Riccione, ed emergeva il totale asservimento di Amato a Calvaruso, che per esempio gli prestava la sua macchina, gli pagava i biglietti aerei e navali. A riprova di questo legame tra i 2 indagati ci sarebbero anche contatti di entrambi con una escort del nord che aveva già conosciuto Calvaruso a Riccione tra il 2016 e il 2017 e lo aveva nuovamente frequentato in occasione dei successivi viaggi a Palermo, dicono i carabinieri. Inoltre, tra agosto e dicembre 2017, Amato aveva mantenuto contatti telefonici diretti con la escort, tanto che risultano ben 109 registrazioni fra chiamate ed SMS tra i due. La donna, come scrivono gli inquirenti nel provvedimento di fermo, avrebbe precedenti per droghe e rapine e sarebbe stata controllata diverse volte, mentre sarebbe stata in compagnia di pregiudicati per mafia campani. Ai domiciliari sono invece andati, lo ricordiamo per dover di cronaca, Giovanni Caruso, 50 anni, Silvestre Maniscalco, 41 anni, Francesco Paolo Bagnasco, 44 anni, Giovanni Spanò, 59 anni, tutti accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, lesioni personali, sequestro di persona fittizia, intestazione di beni, tutti reati aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose. Scoperti a Messina dalla Guardia di Finanza 260 furbetti dei buoni spesa. Vediamo. 260 indebiti percettori dei buoni spesa sono stati individuati nel messinese dai finanzieri del Comando Provinciale di Messina. Le fiamme gialle nell'ambito dell'attività di polizia economica e finanziaria tesa alla vigilanza e alla tutela del bilancio dello Stato, della Regione e degli enti pubblici hanno rilevato una serie di irregolarità nelle istanze presentate da parte di 260 richiedenti il cosiddetto buono spesa e altri benefici economici, quali sostegno alle locazioni e buono babysitting. L'attività ispettiva ha evidenziato come i soggetti residenti a Messina e provincia, sulla scorta dei modelli di autocertificazione redatti dallo Stato o dai comuni, avessero sottoscritto l'istanza di accesso all'intervento socioassistenziale e le relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sostenendo di trovarsi nelle condizioni previste elencate negli appositi avvisi pubblici. Di contro, gli accertamenti posti in essere dalle fiamme gialle in tutta la provincia, che hanno preso in esame i dati autocertificati nelle richieste di erogazione dei contributi economici presentati e che allo Stato ha riguardato circa 3.000 istanze da inizio pandemia, hanno evidenziato che diversi nuclei familiari percepivano forme di sostegno economico tra loro incompatibili, ovvero avessero indicato dati falsi o omesso informazioni dovute. Sulla scorta delle informazioni acquisite, pertanto, numerose autocertificazioni risultavano prive dei requisiti previsti nei relativi avvisi pubblici. Da qui l'emersione dei 260 indebiti percettori, di cui 40 venivano segnalati alla Procura della Repubblica di Messina, Barcellona Pozzolgotto e Patti per il reato di indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato e falso in atto pubblico, mentre i rimanenti 220 soggetti venivano segnalati alle competenti autorità
per l'irrogazione delle previste sanzioni amministrative. In tale contesto è stata avviata anche l'azione amministrativa per il recupero delle somme già erogate per oltre 37.000 euro su un totale di contributi allo Stato controllati pari a circa 150.000 euro, nonché inviata apposita segnalazione agli enti erogatori per la decadenza dell'ammissione ai benefici richiesti. Le telecamere di TV al Genio Civile di Agrigento, guidato da Rino Lamendola, che traccia il punto sulle ultime novità che il suo ufficio sta portando avanti. Vediamo. Siamo con l'architetto Rino Lamendola qui al Genio Civile di Agrigento per annunciarci le novità che saranno intraprese verso il nostro settore nel corso di quest'anno, iniziative che già sono state annunciate ma che avranno un'importanza anche per il nostro futuro, per la nostra economia locale. Quest'anno abbiamo in cantiere diversi interventi su Agrigento e sulla provincia di Agrigento. Siamo già molto operativi nel campo delle strade provinciali, abbiamo già avviato i lavori dell'SP32 Ribera Cianciana, quanto prima inizieremo i lavori dell'SP12 Naro Campobello, poi c'è in cantiere anche sempre entro l'anno 2021, per parlare di strade provinciali, la 88, la 35A, 35B, la consortile numero 11 Calamonaci Villafranca Sicola. Insomma, veramente sul campo delle infrastrutture siamo molto operativi grazie alle risorse messe a disposizione dal governo Musumeci, dall'assessore Aldramo Falcone, e grazie anche alla professionalità dei miei collaboratori che hanno fatto sì che questo ufficio sia veramente efficiente. Abbiamo dimostrato col Giro d'Italia, l'abbiamo dimostrato con una serie di interventi che sono stati fatti in tempi brevissimi e con progetti di qualità. Oltre all'ambito delle strade provinciali abbiamo aperti diversi cantieri che riguardano la reggimentazione idraulica dei nostri corsi d'acqua, abbiamo completato i lavori sul Verdura, lavori che venivano attesi dai comuni dell'entroterra agrigentino, della zona dei Monti Sicani, da diversi decenni. Quindi stiamo dando una mano anche all'autorità di bacino, che è l'autorità competente nella tutela del reticolo idrografico regionale, per fare questi lavori di manutenzione che da tempo non si facevano. Abbiamo avuto risposte positive quest'anno, non ci sono state esondazioni di nessun tipo, di rilievo. È chiaro però che è importante adesso che abbiamo fatto questi lavori di reggimentazione, di pulizia degli alvei, che l'autorità preposta, l'autorità del bacino, avvii un progetto di manutenzione annuale, perché sui fiumi si interviene, ma non è che l'intervento è definitivo, ci vuole una manutenzione quantomeno biennale. Poi, per parlare di Agrigento nello specifico, c'è in cantiere il progetto per il restyling del porticciolo di San Leone, abbiamo anche un intervento a protezione della condotta fognaria sempre nella zona del Mare Nostrum. Quindi abbiamo gli ipogei. Per quanto riguarda gli ipogei, appunto sugli ipogei, che è l'interlocuzione col comune di Agrigento. Sì, abbiamo superato la fase del rilievo, abbiamo acquisito rilievi di altissima precisione del sottosuolo, abbiamo rilievi topografici che con una sovrapposizione di quello che c'è sotto con quello che c'è sopra, che ci stanno consentendo di approntare progetti che pensiamo di poter consegnare entro il 31 luglio. Quindi diciamo che è una fase molto prolifica di progetti. Possiamo dire che il 2019-2020, nonostante ci sia stato un periodo penalizzato dal Covid, le attività del Genio Civile della Regione sono state veramente numerose. Ecco. Adesso la pubblicità, a tra poco. Terminato lo screening a tappeto da gennaio ad aprile sulle scuole siciliane, il tasso di positività è lo 0,50. Per l'assessore regionale alla sanità una buona notizia, afferma: le scuole sono un luogo sicuro. Vediamo.
La scuola siciliana si conferma luogo sicuro dove la diffusione del virus è fortemente ridotta e dove prosegue un costante monitoraggio dei possibili contagi grazie ai tamponi effettuati dalle USCA scolastiche e alle corsie prioritarie per le scuole istituite negli hub in tutta l'isola. A dichiararlo è l'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla, illustrando i nuovi risultati dello screening sulla popolazione scolastica. Dal 14 gennaio all'11 aprile, compresi i giorni delle vacanze pasquali, sono stati effettuati 255.588 tamponi su studenti e personale delle scuole e sono stati riscontrati 1.290 soggetti positivi al Covid, pari allo 0,50%. Nella prosecuzione dell'anno scolastico il governo Musumeci continuerà a seguire, salvo situazioni specifiche di particolare criticità infettiva diffusa, le indicazioni del decreto legge nazionale. In zona rossa, lezioni in presenza fino alla prima media; in zona arancione e gialla, attività didattiche in aula anche per seconda e terza media e per le scuole superiori, in quest'ultimo caso con percentuali di presenza in classe fra il 50% e il 75% della popolazione scolastica. L'assessore Lagalla interviene anche sul tema delle vaccinazioni anti-Covid dei docenti e sostiene la richiesta delle organizzazioni sindacali e di categorie di proseguire con l'immunizzazione di tutto il personale scolastico. In Sicilia il 68% degli operatori scolastici ha già ricevuto la prima dose e completerà il percorso vaccinale, sottolinea, pur ritenendo comprensibile l'orientamento del commissario nazionale Covid di vaccinare per fasce d'età. È assolutamente evidente che alcuni processi già iniziati meriterebbero di essere conclusi, come nelle scuole, al fine di garantire una immunizzazione maggiore, ed intanto è stato superato in Sicilia il 1 milione di dosi di vaccino somministrate. Questa la distribuzione delle somministrazioni complessive prima e seconda dose nelle singole province: 76.343 ad Agrigento, 49.089 a Caltanissetta, 217.366 a Catania, 40.288 ad Enna, 134.466 a Messina, oltre 260.000 a Palermo, oltre 68.000 a Ragusa, oltre 69.000 a Siracusa e 86.381 a Trapani. I dati sono in continuo aggiornamento poiché i centri vaccinali sono ancora in attività e sono 17 i nuovi centri di vaccinazione che la Protezione Civile regionale sta realizzando sempre in Sicilia e che si aggiungono a quelli già presenti nel capoluogo di provincia e ai 98 esistenti presso ambulatori e ospedali dell'isola. In base a questa nuova programmazione, quindi, a regime saranno 123 le strutture operative dove sarà possibile ricevere la somministrazione del vaccino anti-Covid. Hub, ospedali e laboratori che costituiscono la dorsale principale di risposta all'emergenza sanitaria, per mezzo della quale la regione intende riuscire a vaccinare in sicurezza 50.000 siciliani al giorno per conseguire l'ambizioso obiettivo di proteggere dal virus tutta la popolazione siciliana entro settembre. Su impulso del presidente della regione Nello Musumeci, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Salvo Cocina, ha nominato una task force di progettisti e RUP composta da 23 tecnici interni specializzati, oltre ad avviare l'iter per l'approvazione e la realizzazione delle nuove strutture. I nuovi centri avranno una configurazione analoga ma più evoluta rispetto a quelli già creati nei capoluoghi di provincia, che quotidianamente somministrano già migliaia di dosi. Stando alla mappa dei nuovi hub per provincia, a Trapani, nella fattispecie, sono state individuate Alcamo con il suo Paladangelo e Partanna con la palestra comunale. 3 milioni dalla regione siciliana per i nuovi poveri per colpa del Covid. C'è il servizio. Sono stati riaperti i termini per la presentazione di progetti di sostegno ai senza fissa dimora. Il governo Musumeci, su proposta dell'assessore alla famiglia, politiche sociali e lavoro Antonio Scavone, proroga la scadenza e mette a disposizione 3 milioni di euro per le grandi città, soprattutto capoluoghi di provincia e i centri isolani con una popolazione tra i 30.000 e i 50.000 abitanti. Somme utilizzabili per incrementare i servizi di assistenza offerti sul territorio. Tra i mali di questa terribile pandemia, spiega Scavone, registriamo con particolare preoccupazione la crescita dei senza fissa dimora e dei cosiddetti nuovi poveri. Il rapporto povertà della Caritas italiana relativo al primo periodo di lockdown segnala un aumento del 30% di chi per la prima volta ha sperimentato condizioni di disagio e di difficoltà economica tale da dover chiedere aiuto. Con questo intervento intendiamo dare una risposta concreta per realizzare strutture di accoglienza
sportelli per la presa in carico, alloggi sociali temporanei per adulti in difficoltà, docce e mense, alberghi diffusi per lavoratori stagionali nelle zone rurali, tutti interventi di assistenza oggi sempre più necessari per assicurare a queste persone almeno il minimo indispensabile ed evitare che si sentano abbandonate. Ma l'analisi parte da lontano e non si limita alla sola isola siciliana. I dati infatti sono disastrosi, sempre più famiglie a rischio, la disoccupazione cresce, così come la percentuale degli inattivi, quelli che un lavoro neppure lo cercano. La luce in fondo al tunnel di cui il ministro della Salute Speranza parla dallo scorso novembre rischia semplicemente di non accendersi. I nodi stanno venendo al pettine, un pettine che in fondo anche prima della pandemia ne era già zeppo. Secondo l'Istat nel 2020 le persone in povertà assoluta sono state 1 milione in più rispetto all'anno prima, per un totale di 5,7 milioni. Di recente il centro studi Un'impresa ha messo il dito nella piaga spiegando che gli italiani a rischio a causa della crisi innescata dal Covid-19 siano molti di più, 10,4 milioni, tra questi i 4 milioni di disoccupati e i 6,3 di occupati in situazioni stabili o deboli, i cosiddetti working poor, un'eredità tossica che sta aggravando la situazione e che ci portiamo in eredità dall'era dell'austerity. Un'analisi della Confederazione Europea dei Sindacati ha evidenziato come tra il 2010 e il 2019 la fetta dei lavoratori poveri si è aumentata in 16 paesi europei. In Italia sono saliti del 28%, rispetto a un anno fa il tasso di occupazione più basso di 2,2 punti percentuali e quelli di disoccupazione più alto di 0,5 punti. Le tensioni di questi giorni, un po' in tutta Italia, nonostante le evidenti strumentalizzazioni, non sono che i primi segnali di una primavera che in molti vedevano come momento della ripresa e che invece, visto che non abbiamo un piano e non possiamo proporre ai cittadini un programma almeno di massima di riaperture come accaduto nei paesi che hanno vaccinato tanto, non sembra poter avvenire in tempi decenti. E ancora gli allarmi della Caritas, come già accennato poc'anzi, ormai non si contano. Nelle grandi città la povertà è una prospettiva, anzi una dimensione che aggredisce fasce sociali prima al sicuro quasi, che prima ce la facevano e adesso non sanno che fare. Mutui, bollette, spese condominiali, prestazioni sanitarie, emergenza abitativa, anche questa non è una novità. Spesa. E nel frattempo continuiamo a contare centinaia di decessi al giorno, segno ad esempio che la campagna vaccinale ha lungamente ignorato i principali destinatari di protezione. Basti vedere quella voce altri nel report commissariale delle vaccinazioni: 2,1 milioni di somministrazioni destinate fuori da ogni priorità nazionale contro 1,1 milioni di vaccinazioni nella fascia 70-79 anni e 1,2 in quella 60-69. Sono solo tracce e indizi nei quali le persone trovano tante delle promesse mancate da parte degli ultimi 2 governi. Vaccinare bene e presto perché si possa ripartire prima possibile, e noi ancora attendiamo, e cercare di interrompere la spirale della povertà che oltretutto viene toccata solo in minima parte da strumenti utili ma insufficienti e che meriterebbero una riorganizzazione, così come meriterebbe un rafforzamento il fondo povertà depauperato dal reddito di cittadinanza su cui tanti lucrano e precipitato a meno di 600 milioni di euro per il 2020. Il vicepresidente dell'ARSA, Angela Foti, interviene sulle riaperture. Vediamo. I ristori attesi, insomma, dall'ultimo decreto di aiuti già esitato a dicembre stanno cominciando ad arrivare col contagocce a ben 4 mesi di distanza. La regione siciliana chiaramente non avendo più entrate cospicue non può che pensare unicamente alla sopravvivenza e soprattutto non c'è senso di prospettiva in una logica in cui si dia dignità a chi vuole lavorare chiaramente in sicurezza. I margini secondo noi ci sarebbero, perché se addirittura a giugno si sta discutendo di far entrare le persone negli stadi, capite bene che per alcuni divieti diventano davvero insopportabili perché inspiegabili, a tratti illogici. Ci riferiamo in particolare, insomma, alle attività di ristorazione che qui in Sicilia possono essere svolte serenamente all'aperto anche nelle ore serali.
con adeguati distanziamenti, dato che sul suolo pubblico nessuno avrebbe da ridire e le compensazioni per i comuni già ci sono state e continuerebbero ad esserci. Ma poi anche ingressi contingentati, ad esempio nelle palestre, perché no, con pochi numeri, lavorando anche nelle ore tardo serali, si potrebbe dare quel filo di speranza e quel filo di economia che lo Stato non riesce a garantire, che se promette non eroga in tempi utili, che sono quelli della quotidianità. E poi dicevo la disparità, cioè ci sono situazioni in cui si consente la presenza di persone, altre in cui non si consente e non si capisce bene il parametro della sicurezza sanitaria quale sarebbe. Calcio Serie D, una panoramica del nostro direttore Arturo Cantella sulle ultime partite giocate. Vediamo. La CR Messina, con la vittoria ottenuta per 3-1 con il Castrovillari Calcio, risulta in testa con 53 punti alla classifica del campionato di calcio di Serie D Girone I, disputato la domenica scorsa. Gli altri risultati vedono la città di Acireale vincere con il Calcio Cittanovese per 1-0, la Dattilo pareggiare per 1-1 con la Polisportiva Santa Maria Cilento, la Federazione Calcio Messina vincere per 5-1 con la città di Sant'Agata, il Gelbison Vallo della Lucania vincere sul Marina di Ragusa per 2-1, Paterno Calcio perdere con il Troina per 0-1, il Roccella contro il Rende Calcio sconfitta per 2-0, mentre la Rotonda Calcio con il Calcio Biancavilla conclude l'incontro con un pareggio di 0-0. La partita che vede coinvolta la squadra della nostra provincia, il Licata Calcio contro il San Luca, è stata rinviata per via del Covid-19 e sarà recuperata nella giornata di mercoledì 28 aprile. Dando uno sguardo alla classifica, la CR, come già detto, Messina in testa con 53 punti, l'FC Messina con 48, quindi la città di Acireale con 44 punti, la Dattilo a 33 punti, il Licata Calcio fermo a 32 punti, il Troina a 30 punti, Paterno Calcio 28, città di Sant'Agata 27, Marina di Ragusa penultimo con 20 punti, il Roccella ultimo con 14 punti. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.